Santa. A Falcade si è conclusa la 37esima settimana bianca per i non vedenti dell'Associazione Disabili Visivi di Roma, che da 4 anni frequentano la località turistica bellunese per la pratica dello sci. Gli atleti ipovedenti e non vedenti che hanno scelto di praticare lo sci nordico sono stati guidati da personale istruttore sia volontario che appartenente alle forze dell'ordine e forze armate. Per l'esercito sono scesi in campo i militari in forza al 7° Reggimento Alpini di Belluno, guide insostituibili per i non vedenti lungo l'anello di fondo di Falcade. Il comandante del 7° Stefano Fregona ha espresso parole di gratitudine nei confronti dei suoi uomini. Un onore, ha detto, poter partecipare con il mio personale, che è molto esperto nella pratica dello sci da fondo, a sostegno di queste persone straordinarie. Oh, tifo, dai! In Val di Zoldo di Scena la 3 giorni sulla neve organizzata dall'Associazione Persone Down e dall'Associazione Sci Fondo Valzoldana. Giochi e sport invernali hanno visto protagonisti un centinaio di persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive provenienti da tutto il nord Italia, che hanno condiviso le giornate con gli alunni delle scuole locali del Catullo di Belluno e delle scuole medie dell'Alpago e di Santa Giustina. Sono state proposte camminate con le ciaspole, pattinaggio su ghiaccio, golf sulla neve. A chiudere la manifestazione la staffetta di sci di fondo. Soddisfatti gli organizzatori, che si sono avvalsi dell'opera fondamentale di tanti volontari e della collaborazione di imprenditori, commercianti e privati cittadini della Vallata Zoldana.